Ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Adige TV dedicata allo speciale elezioni regionali 2025. Oggi negli studi di Verona Network abbiamo Alessio Albertini, benvenuto. Grazie dell'invito. Sindaco di Belfiore, esponente del Partito Democratico, da dove arriva la sua storia di impegno nell'amministrazione, di impegno politico? Ho avuto una storia abbastanza precoce, devo dire, anche se ho cominciato a 25 anni, mi sono fatto per la prima volta mi sono fatto la tessera del PD quando c'era Veltroni, no? Una stagione nuova di grande speranza per l'Italia che nacque. Io ero giovane, avevo appena finito gli studi e mi sono incuriosito. Dopo qualche anno mi sono candidato sindaco a Belfiore la prima volta, era il 2011 e ho perso per poche decine di voti, però è stata una bella esperienza perché mi ha consentito di imparare tante cose anche nei banchi della minoranza in consiglio comunale. E poi di lì a qualche anno, avevo poco più di 30 anni, ho avuto la fortuna, l'occasione di diventare segretario provinciale del Partito Democratico di Verona, che è stata questa un'esperienza molto impegnativa per un giovane di 30 anni, però è stata una grande palestra. Erano gli anni in cui il Partito Democratico era al governo, il segretario nazionale era Renzi, quindi c'era un grande fermento, una grande curiosità attorno al PD e è stata una bella palestra anche quella di politica, E poi nel 2016 ho riprovato a candidarmi sindaco a Belfiore e sono riuscito a vincere con una bella squadra di giovani e adesso sto completando il 9° anno sono stato rieletto poi nel 2021 con grande risultato, oltre il 70%, e adesso sto ultimando il secondo mandato a Belfiore. Ecco, dal comune sappiamo tanti sindaci che passano anche nei nostri studi e ci raccontano come sia un impegno gravoso, però ora vorrebbe proporsi per il livello regionale. Come mai questa scelta o comunque questo tentativo? È stata una valutazione fatta insieme a tanti amici, a tante persone con le quali ho condiviso questi anni di attività ed è stata forse anche l'evoluzione naturale di un'esperienza maturata in questi anni, di una gavetta, che ho sicuramente fatto sia come amministratore locale, come sindaco poi e anche dentro il partito, in vari ruoli, perché sono stato segretario provinciale. Poi ho avuto dei ruoli nel partito a livello veneto, tutt'oggi sono nella segreteria del partito regionale e quindi esperienza amministrativa, esperienza professionale, sono avvocato, esercito a Verona e esperienza in un partito e quindi una formazione abbastanza trasversale, abbastanza completa che rende naturale il tentativo di misurarsi anche con una competizione come quella del Consiglio regionale. Una competizione tra l'altro quest'anno particolare perché si arriva da 15 anni che si chiudono dell'epoca di Luca Zaia, una figura che nel bene e nel male ha segnato il Veneto. Più bene o più male? Quali sono i lati positivi e negativi di Zaia secondo lei? Zaia ha avuto il merito di far riconoscere tanti veneti attorno alla sua figura. È stata una figura di coesione regionale. Però ed è amatissimo e quindi quando una persona, un personaggio politico ha il consenso che ha avuto Zaia, gli va riconosciuto e gli va dato anche il giusto rispetto. Quello che però secondo me è il punto debole, e lo si vede in queste settimane, in questi mesi, è che Zaia a mio avviso non è riuscito a sfruttare nella maniera migliore tutto il consenso che i veneti gli hanno dato, a partire dal tema dell'autonomia che è rimasta una promessa inespressa, ma poi su tante scelte strategiche, anche per esempio sulla viabilità o sulla sanità, il Veneto non è riuscito a mio avviso a tenere i livelli che una regione come la nostra era abituata ad avere. Le dico solo un dato. Siamo stati sempre abituati a vedere il Veneto come terra di arrivo di tante persone che cercavano e trovavano fortuna qui da noi. Oggi il Veneto è una terra dove tanti giovani, specialmente i giovani più intraprendenti, i laureati, se ne vanno perché qui hanno stipendi troppo bassi, faticano a trovare una casa, non vedono in Veneto
un posto dove immaginare il loro futuro. E questo credo che sia un po' anche frutto di di alcune mancate scelte che la regione ha fatto, perché siccome le cose in Veneto vanno bene, lasciamole andare bene senza toccare nulla. Insomma, alla fine però i nodi vengono al pettine. Una grande bandiera di Zaia, restando un attimo su Zaia, è stata quella dell'autonomia, iniziata un po' zoppicante, possiamo dire. Questo iter, secondo lei, ha senso? È giusto portarlo avanti o ci sono delle criticità? Ma guardi, che ci siano degli squilibri e che ci siano all'interno dell'Italia e che ci siano aree territoriali dove c'è un approccio rispetto alla spesa pubblica migliore, più efficiente e più misurato rispetto che ad altre, è sotto gli occhi di tutti. E l'idea del regionalismo differenziato, io ho fatto la tesi di laurea sul regionalismo differenziato, quindi è un tema che seguo e che mi appassiona da tanto tempo. E quindi l'idea che le regioni che possono fare meglio qualche competenza possano tenere le risorse che lo Stato spenderebbe per fare quei compiti al posto delle regioni è un'idea anche corretta. Quello che a mio avviso è stato sbagliato è stato proprio l'approccio politico, cioè Zaia ha puntato e ha trasformato l'idea dell'autonomia come se volesse far diventare il Veneto una regione a statuto speciale tipo l'Alto Adige, cosa che è impossibile con questa Costituzione, è impossibile. E la gente si è illusa che noi ci saremmo tenuti le nostre tasse. Così non poteva essere, ma per come è scritta la Costituzione, per come sono scritte le norme. Ovviamente su questo scoglio si è infranto il sogno dell'autonomia di Zaia. Adesso non se ne parla praticamente più, sono passati 7 anni, se non sbaglio 7 anni dal referendum, andarono a votare in tantissimi, andai a votare anch'io, però di fatto quello è stata non si sono fatti neanche i minimi passi in avanti che si poteva sperare di fare, e questo secondo me alla fine è un punto rispetto al quale Zaia ha pagato. E un'altra figura, quella di Zaia, e si contrappone invece il centro-sinistra con Giovanni Manildo. Ora manca ancora, in questo momento in cui registriamo, la figura del centrodestra, però chiunque sia, Giovanni Manildo lo sfida con ovviamente un centrosinistra che arriva da diverse batoste elettorali in Veneto, dalla batosta nelle Marche. Cosa deve fare il centrosinistra per aggregarsi attorno a questa figura e quantomeno provare a sfidare il centrodestra? Io penso che Giovanni Manildo sia il migliore candidato che noi potevamo mettere in campo. Sta facendo una bella campagna elettorale e soprattutto è un veneto vero, autentico, è una persona che conosce la nostra regione, è una persona che conosce, perché nella sua storia, nella sua vita questo ha fatto, la parte migliore dell'associazionismo veneto, la parte migliore delle professionalità e delle professioni venete, conosce il mondo dell'impresa. Io sono tranquillo perché so che posso portare Giovanni Manildo in qualsiasi ambiente della provincia di Verona, dalle parrocchie agli imprenditori, dagli alpini alle associazioni, e so che noi abbiamo un candidato che sa parlare ai veneti, ed è una cosa che talvolta non è stata così, e quindi io sono molto contento di questa figura che farà insieme a noi, faremo una campagna elettorale dove all'idea di una figura sola al comando noi contrapponiamo l'idea di un Veneto di tutti, di un Veneto partecipato, di un Veneto che crea il proprio futuro. E quindi io credo che questo anche possa liberare tante energie, tanta curiosità, e sarà una sfida che noi ci giocheremo bene fino all'ultimo, lasciando poi la parola ai cittadini, perché c'è quello che è stato il governo di Zaia fino ad oggi, l'abbiamo conosciuto. Il Veneto gira una pagina, sicuramente il Veneto dopo le elezioni di novembre sarà un Veneto diverso, e quindi bisogna che tutti insieme cerchiamo di costruirlo al meglio possibile, e noi facciamo la nostra parte, e credo che con Giovanni Manildo siamo nelle condizioni anche per raccogliere tanto consenso. Veniamo ai temi della politica di cui poi si deve discutere anche in campagna elettorale. Prima ha citato i giovani, la difficoltà, spesso si dice appunto di trovare casa perché gli stipendi sono bassi. Cosa si può fare in regione per questo tipo di problemi? Cosa si può appunto proporre?
Guardi, io credo che il Veneto debba interrogarsi su che cosa vuole nel proprio futuro. Cioè la parola futuro deve entrare nella politica di questa regione, e se deve entrare nella politica di questa regione noi non possiamo non vedere come ad esempio un laureato su 4 oggi esca dal Veneto, se ne vada dal Veneto. Non per forza per andare all'estero, anche per andare in Lombardia o andare in Emilia Romagna. E questo è un tema, perché se noi non riusciamo a tenere qui le persone formate, le persone più intraprendenti, i giovani, non possiamo pensare ad avere un futuro, migliore di quello che è il nostro presente. Lo dico su 2 aspetti: il tema della casa. Il tema della casa oggi è un tema non solo più per chi è indigente, non è solo una questione di edilizia residenziale pubblica. Il tema della casa sta diventando un tema anche per famiglie con 2 stipendi. Quindi occorre che la politica regionale rivitalizzi le ATER, forse pensi ad un'agenzia regionale unica per la casa. Cioè occorre tornare a costruire case, ristrutturare o riqualificare volumi, ma occorre tornare a dare un'offerta abitativa residenziale accessibile per chi lavora. Lo ha fatto l'Inghilterra con un grande fondo dedicato alle categorie lavorative di cui avevano più bisogno: infermieri, geometri comunali, insegnanti, vigili del fuoco. È una cosa che dobbiamo fare anche noi. Noi qui abbiamo alcune categorie professionali delle quali abbiamo grande bisogno. Bisogna che un fondo regionale renda accessibile a queste persone, a questi lavoratori, a queste giovani famiglie, una casa dove abitare. Accanto a questo c'è un tema che la regione deve affrontare, e lo deve fare insieme alle categorie economiche, insieme anche a tutte quelle istituzioni, dalle camere di commercio ai fondi di riassicurazione, perché bisogna trovare le risorse per mettere un po' di soldi in tasca in più a chi lavora. Bisogna che gli stipendi siano un po' più alti, perché altrimenti diventa difficile immaginare il proprio futuro. Una battuta finale: c'è un luogo comune che dice che Verona sia un po' dimenticata in Veneto, lasciata da parte magari in favore del triangolo Padova-Treviso-Venezia. È un luogo comune o c'è un fondo di realtà? No, io penso che questa sia semplicemente la fotografia della realtà. Cito un solo esempio: il bilancio regionale degli ultimi anni è stato sostanzialmente impegnato in tutto quello che non era sanità in un'unica opera, praticamente, che è la Pedemontana, che è un'opera, per carità, anche importante, ma rispetto alla quale si è sacrificato tutto quello che era la pianificazione e lo sviluppo anche infrastrutturale della regione. In questo scenario Verona è considerata di fatto una periferia dell'impero, perché infrastrutture, adesso non dico la metropolitana di superficie, che è un vecchio sogno, ma insomma tutto quello che riguarda la mediana provinciale, tutto quello che riguarda opere o sviluppo anche ferroviario che a Verona poteva arrivare, è sicuramente subordinato a quello che succede a Treviso e a Venezia. Non cito il tema del vino, lo lascio stare, ma che questa regione si sia concentrata enormemente ad esempio sul Prosecco, e forse si sia dimenticata che in Veneto esistono anche dei grandi vini, che sono i vini veronesi. Cioè, cito il Soave e il Valpolicella per dirne 2, ma anche il Durello, adesso non vorrei dimenticarne qualcuno. Insomma, i grandi vini che escono in qualche modo da quello che è la spinta del marketing regionale, che è stata tutta sul Prosecco. Ho fatto 3 esempi, ma mi sembra evidente che Verona, anche la politica veronese deve essere un po' più in grado di incidere sui tavoli regionali. E questo è sicuramente un auspicio trasversale. Ringrazio Alessio Albertini per essere stato con noi in questa puntata dello speciale Elezioni regionali 2025. Vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali Radio Adige TV, Verona Network, Daily Verona, e anche i canali social. Grazie e buon proseguimento.